Ma non è questo il punto. Praticamente la parte più importante di questo statuto è l'autonomia finanziaria. In questo statuto riecheggiano ai lavori dei consultori le stesse parole che erano riecheggiate nel 48, nel 12, cioè che i tributi dei siciliani li dovevano decidere i siciliani e dovevano restare ai siciliani. Questi principi sono fondamentali, al punto che durante i lavori della consulta Cicupi disse: facciamo tutto un ordinamento autonomo e diamo una percentuale dei nostri tributi allo Stato, il 15%. Lo stesso Guarinamella aveva detto questo. Poi all'ultimo minuto, non si sa perché, si decise che tutto spettava all'Assemblea regionale siciliana, tranne 3 tributi che venivano lasciati allo Stato. Come si doveva partire? Ci fu un accordo provvisorio in cui lo Stato disse: vabbè, prima che vi fate il vostro ordinamento tributario autonomo, per ora vi incassate i tributi erariali in Sicilia e poi se ne parla. Quando dopo 10 anni Alessi, di nuovo presidente della regione, lamentò che da 10 anni gli dicevano poi se ne parla, e cominciò ad emanare autonomamente delle leggi in cui differenziava l'ordinamento tributario siciliano rispetto a quello italiano, creando, prima dell'invenzione della parola, ante litteram, la fiscalità di vantaggio, lì i poteri forti dello Stato, la Confindustria, i ministeri, tutta l'Italia si scagliarono in una violentissima lotta contro la Sicilia, perché non l'Alta Corte, che come inutile orpello poteva pure restare, ma il federalismo fiscale siciliano, che ancora è teoricamente vigente, non sapeva da fare, perché avrebbe spostato industrie, insediamenti al sud, si sarebbe bloccata l'emigrazione dei nostri padri negli anni 50.